In studio con noi c'è lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, con lui parliamo di Giovanni Falcone. Il 23 maggio saranno 30 anni dalla strage di Capaci. Hai deciso, Roberto, di scrivere non un saggio ma un romanzo per raccontare questa tragica pagina della nostra storia, della storia italiana. Perché? Proprio così. Il romanzo permette non soltanto di passare al lettore le informazioni o ricostruire quel periodo storico, ma di far stare le persone accanto a Falcone. Il lettore in qualche modo è dentro la sua scelta. L'ho intitolato Solo il coraggio perché lo so è stata una scelta di coraggio nonostante continui sabotaggi da parte della sua categoria. Molti colleghi lo hanno osteggiato, isolato, giornalisti lo hanno delegittimato. Ma il talento di Falcone non era soltanto un talento di morale, etico, era anche un geniale investigatore. Il pool antimafia, Rocco Chinnici, anche lui ammazzato, crearono qualcosa di simile a quello che noi potremmo paragonare ai padri della Costituzione, perché loro hanno permesso al mondo, non soltanto all'Italia davvero, di avere le diottrie, gli strumenti per conoscere il capitalismo criminale, il fatto che la droga, le estorsioni, quel potere diventassero banche, impresa, consenso politico. E in questo romanzo ho voluto mettere le loro storie. Ecco, come dicevi tu, Solo il coraggio, il titolo di questo romanzo che esce domani. Ci hai raccontato il coraggio che era di Giovanni Falcone. Qual è il coraggio che viene chiesto oggi a chi è impegnato in prima linea contro le mafie? Probabilmente quello di non cedere di fronte alla delegittimazione, che è lo strumento più forte che è utilizzato, di non cedere, come dire, al facile click, provare a proteggere la propria autorevolezza. È difficile nel flusso continuo, dove devi continuamente produrre cose, quindi puoi essere impreciso, sbagliare. Oggi la prima cosa che viene chiesta a chi si occupa di mafie è di tenere duro, approfondire e soprattutto non far dimenticare alle persone che questo tema troppo spesso viene accantonato, considerato marginale. E invece l'economia criminale, soprattutto post-Covid, sta conquistando sempre di più segmenti determinanti dell'economia legale del nostro Paese. Grazie Roberto Saviano. Grazie a voi, grazie a te. Ora la politica, primo via libera della Camera, la riforma della giustizia che comprende anche quella del CSM, in diretta ci dice di più Sonia Sarno.